Sulla statale 640 Agrigento-Caltanissetta si lavora alacremente per il raddoppio. Questa importante strada si avvia a diventare moderna e soprattutto sicura. Per quest'altra invece, di dimensioni notevolmente più ridotte, sembra non esserci soluzione. La strada che collega Agrigento con l'ospedale di Contrada Consolida, la zona industriale, Favara, Aragona ed immette sulla 189 è ancora oggi piena di insidie. Periodicamente si provvede a rattoppare le parti di manto stradale maggiormente malconci, ma niente più. Il comune di Agrigento ha sistemato il tratto di sua competenza, da Contrada Minaga fino all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Adesso spetterebbe ai comuni di Aragona e Favara completare l'opera. Finora solo piccoli interventi tampone. Da come si vede dalle immagini, le buche rappresentano dei veri e propri pericoli per auto e moto. C'è chi ci ha rimesso pneumatici e cerchi, ma potrebbe succedere anche di peggio, specie a chi da qui passa in moto, come peraltro purtroppo già accaduto. Per non parlare delle difficoltà per i mezzi di soccorso, le ambulanze. Noi dal nostro videogiornale in più occasioni ci siamo occupati di questa strada e torniamo a farlo per sensibilizzare e ricordare che questa strada attende ancora. La speranza è che non restino solo parole. Gli enti interessati sono alle prese con una crisi finanziaria particolarmente pesante da sopportare, reperire risorse di questi tempi è davvero un'impresa, ma non si può certamente restare indifferenti rispetto al rischio vita.